Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Sono 100.000 i siciliani rimasti a letto con la febbre nei giorni di festa tra Natale e Santo Stefano. Se il picco dell'australiana sembra essere stato raggiunto facendo registrare una lieve flessione al contagio, la preoccupazione per il prossimo periodo di festività e l'avvicinarsi del Capodanno è tutta per il coronavirus e la sua probabile impennata. Il 2022 sta per finire, ma alcune vecchie tradizioni da parte dei soliti incivili sono decisamente dure a morire. In questo periodo di festività, in molte strade del territorio di Picanello, Ognina, Barriera e Canaricchio si assiste ad ogni tipo di parcheggio. Sul viale Vittorio Veneto, Corsa Italia, via Passo Gravina, via Duca degli Abruzzi e molte altre arterie della città si vedono questo tipo di atteggiamenti che danneggiano i pedoni. Sono aperti i termini per la presentazione dell'istanza attraverso la piattaforma Catania Semplice all'interno del sito istituzionale del Comune di Catania per un contributo economico per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità, privi di autonomia, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, anno solare 2022. In cima alla lista delle opere da riqualificare figura l'impianto di via Verdura dedicata al carabiniere catanese morto a Nassiria nel 2003, una struttura quasi completamente distrutta dai vandali che meriterebbe un destino diverso da quello attuale. Con queste parole il presidente del quarto municipio di Catania, Erio Buceti, detta la priorità per tutte quelle aree attrezzate dove i più piccoli possono giocare liberamente. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.